E adesso andate via, voglio restare sola con la malinconia, volare nel suo cielo, non chiesi mai chi eri, perché scegliessi me e che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna, avere voglia di morire, e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti avvicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, una donna troppo sola che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai differente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti avvicino. Perdere l'amore, maledetta sera che raccoglie i coci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Perdere l'amore. Grazie. Bravissima, bravissima, sempre dal vivo, solo dal vivo, Giulia Mazzoccato. Allora, intanto siete tutti seduti bene, tranquilli, perché parliamo di cose importantissime che riguardano tutti noi. Tocchiamo ferro.
però può succedere. Però intanto io voglio chiedere a Franco Dell'Anna, perché grazie a lui io sono riuscita a trovare e ascoltare queste voci meravigliose. Allora, dopo la morte di questa splendida bambina, di sua figlia Angela, lei con sua moglie ha deciso di mettere in piedi un progetto enorme che riguarda proprio la musicoterapia. Certo. Lei è già stato ospite, però io l'ho rivoluta questa sera perché noi cerchiamo di dare il massimo di informazione a dei progetti che veramente fanno sì che la vita di qualcuno cambi. Prego Franco. Grazie Mirella, saluto anche tutti i telespettatori. Sì, come dicevamo l'altra volta, insomma, è un onore essere di nuovo qua. Sì, noi con questa associazione abbiamo voluto, in memoria di Angela, aiutare, perché questo è il nostro obiettivo primario. E noi non siamo musicoterapisti, quindi facciamo questa attività con l'associazione che si chiama La Musica di Angela Onlus, e in vari ambiti della provincia di Treviso. Lavoriamo per esempio all'ospedale, nella pediatria, nella divisione oncologica, quindi in cui nessun'altra attività oltre alla musica può entrare. Perché... Allora Franco Dell'Anna, Sì. voi il 27 fate una cosa molto importante, Sì. per questo io le ho detto venga pure Franco, Sì. io la ospito volentieri perché ripeto sono progetti talmente importanti e veramente ce la mettono tutta per far sì che qualcuno stia meglio, che vale la pena di ascoltare e di andare a vedere. Cosa succederà il 27? Allora, il 27 allora? abbiamo una rappresentazione teatrale grazie a una compagnia amatoriale che si chiama Acchiappasogni e il Sono di Noale, e al Teatro Commisso di Zero Branco, Teatro Comunale, abbiamo una rappresentazione teatrale dove parleremo anche della nostra associazione. Ma io ci tengo tanto a parlare di due eventi che abbiamo appena fatto qui a marzo, che sono il concorso canolo nazionale Le Note nel Cuore, che prende il nome quest'anno di Tony Torresan, che è un cantante lirico che è scomparso l'anno scorso, e siamo un po' legati a lui per la vicinanza a Padernello, che è uno dei centri dove noi lavoriamo, anche con i quali abbiamo anche supporto dalla cittadinanza. Giulia, che avete appena ascoltato, è stata una dei concorrenti del nostro concorso, è arrivata tra l'altro terza, quindi voglio dire... no, la voce, non a caso, come ho detto non io, a la caso, voce che abbiamo sentito questa sera. Ma come più arrivano anche... questi ragazzi a voi, Franco Dell'Anna? Sì, noi allora abbiamo pensato di fare questo concorso canoro per dare opportunità ai ragazzi, perché noi come associazione, come dicevo, facciamo musicoterapia per aiutare le persone nelle strutture, lavoriamo anche in casa di riposo, e fra poco, grazie al dottor Benazzi, che ringrazio in questa occasione, apriremo anche in geriatria, proprio per aiutare anche persone che hanno l'Alzheimer, quindi so che è l'argomento principale di questa puntata, e tramite la musicoterapia, perché la musicoterapia può diventare anche cura neurologica in questo caso. E diciamo che tramite questo concorso noi sensibilizziamo i giovani, in questo caso, a tematiche come il volontariato, l'altruismo, il cercare di aiutare, insomma, no? Quindi è sì un'occasione per loro per esibirsi, come in questa sera per esempio, nello stesso tempo però parliamo a loro anche, aprendo il cuore, di temi importanti come il volontariato, appunto, come l'altruismo, come ho detto. Bene. Ecco. Allora noi adesso invece facciamo un viaggio e guardate dove vi porto. Si parte! Ciao grande famiglia, siamo arrivati a Venezia, giornata terribile, però siamo arrivati dove sembra stia uscendo il sole. Andiamo! Ecco qua, ciao Brandolisio! Ciao, ciao, ciao! Ciao carissimo! Ciao, andiamo! Andiamo! Avete visto con chi siamo? Siamo con l'assessore Venturini. Dove ci sta portando, assessore? Stiamo andando a Burano, che è una delle isole più distanti e più belle della Laguna Veneta, l'isola dei colori, l'isola della pittura, del merletto soprattutto. E andiamo a scoprire una bellissima novità introdotta 2 anni fa, con l'apertura di un centro per signori anziani con l'Alzheimer o con decadimento cognitivo, che ogni 3 giorni a settimana si trovano e fanno il memory caffè, quindi fanno degli esercizi, stanno insieme, socializzano per in qualche modo rallentare il loro peggioramento del decadimento cognitivo, ma soprattutto stare insieme e dare una mano alle famiglie che sennò devono seguirli sempre, quindi anche un sollievo alla famiglia.
soprattutto molto importante perché non vengono emarginati. Soprattutto non vengono emarginati, ma soprattutto andiamo noi a portare un servizio nel territorio, perché farli venire ogni giorno a Venezia da Burano è una traversata e difficilmente riescono a farcela, e quindi abbiamo portato lì il servizio grazie alla collaborazione con l'associazione Alzheimer. Questo sistema vogliamo replicarlo a breve anche in altre isole. Allora, solo che per arrivarci questa mattina siamo anche fortunati perché questa notte e questa mattina l'alta marea cosa ha toccato? Siamo a 134, c'è una soglia molto elevata per essere aprile, non si raggiungeva questi valori da tanti anni, insomma, quindi si parla del 1936. Sì, è la seconda acqua alta in aprile del 1936. Questo significa che il clima sta cambiando e che c'è bisogno, insomma, di prendere coscienza che nel mondo il clima cambia e molti cambiamenti a Venezia si sentono molto di più. Assessore, lei ha citato il Mose, ha detto che i dati proprio per il Mose non sono più attendibili come una volta. Sì, il Mose, avendo fatto dei lavori alle bocche di porto, ha cambiato i vecchi modelli di riferimento, oppure insomma li ha resi in qualche modo non più certi al 100%, poi si parla sempre di modelli e quindi le previsioni mutano, però questo impone anche qui un'ulteriore complessità nel registrare le maree, perché essendo cambiati i modelli evidentemente anche il lavoro deve essere doppio. Su questo il centro maree è comunque un'eccellenza e ci garantisce molto. Per quanto riguarda il Mose, lo Stato è al 95% dell'opera. È un'opera che quindi deve essere finita perché sennò sarebbero soldi buttati nel gabinetto, e noi tifiamo e speriamo che funzioni. Su questo il Comune non ha purtroppo alcun tipo di voce in capitolo. Anche se il sindaco Brugnaro aveva chiesto che avrebbe avuto piacere di prendere posizione, sì, come Comune. Esatto, il Comune di Venezia non accetta di non essere consultato e nemmeno in qualche modo sentito, anche perché ci sono delle opere di mitigazione ambientale che devono essere svolte. Penso tutto il tema delle fognature a Pellestrina. Pellestrina va sott'acqua ogni tanto quando c'è acqua alta e marea sostenuta, perché non hanno finito le opere di mitigazione, non hanno finito le opere complementari al Mose, e quindi il Comune pretende che queste opere vengano finite e pretende di essere consultato dal Ministro. Su questo devo dire che il Ministero di Toninelli fa orecchie da mercante, evidentemente Venezia non vogliono ascoltarla. Grazie Assessore. Allora, adesso siamo con Sandro Brandoisio. Sandro, cosa è successo stamattina? Beh, quando che ci sei arrivata che c'era un pochettino di sole, adesso sarà nuova perché ormai ti che sei, no? Non serve più che ne venga fuori perché mi ha già fatto sì. Ah beh, ormai ti ha già salutato e quindi comunque adesso andiamo a Buran, isola del Merletto e leggenda sul Merletto. Quasi a leggenda sul Merletto. Pensate che una volta che c'era un pescatore promesso sposo talmente fedele che quando andava a pescare e sirene cercava di sto diventando una sirena anche a me fra poco. E sirene cercava di farlo cascare, diciamo così, facendo innamorare, ma io duro ciò. E una sera pensate che Regina dei Sirene si veniva su e che domandava quando sei che ti sposi? Beh, mi sposo il prossimo mese. E ora cosa che ha fatto? E Regina qua ha sbattuto sull'acqua e sulla piancata della barca di sto pescatore si veniva fuori una rete che si era materializzata in stoffa. E Regina che ha detto, ciappa, questo è il fazzoletto che tua moglie si metterà quando che vi sposerei. Senti che bella storia. E questo qua che ha portato sto fazzoletto e si è sposato con sto fazzoletto, e donne deburanti, puoi immaginarti, invidiose da matti, da quel momento e ha detto voglio copiarlo. E ha cominciato a volare e trovare il punto per fare il merletto che dopo si diventa il merletto di Burano. Famoso in tutto il mondo. Ti è piaciuto? Bellissima, perché questa gita, se questa mattina avviene, è anche merito di Sandro Brandoisio, che è andato dall'assessore
E che ha detto, guarda che Mirella vuol fare qualcosa dei sociali a Venezia. No, mi ha toccato pregare l'assessore veramente. Dobbiamo pregare l'assessore. Già mi ha toccato pregarlo. Assessore. Non è vero, sei un ruffiano. Ruffiano, che ha detto l'assessore. Comunque, intanto grazie assessore, perché il sociale bisogna conoscerlo, bisogna sapere cosa si fa per il sociale e specialmente l'Alzheimer, che è questa tremenda malattia che colpisce non solo anziani, ma anche anziani diciamo diversamente giovani, è una cosa veramente da far conoscere, da approfondire. Sì, assolutamente, i nostri nonni poi meritano tanti servizi e tanta attenzione, perché hanno fatto molto per questo paese e noi dobbiamo in qualche modo ricambiare il loro servizio. Ora ci tocca rientrare perché il motoscafo va più veloce, perché dobbiamo andare a Burano e ci vediamo appuntamento in isola. Bene, a tra pochissimo. A tra pochissimo. Allora, Presidente, spieghiamo un po' questa bellissima storia, perché è una storia molto bella, di questa associazione che si occupa di Memory Café, progetto Sollievo, che veramente sta cercando di aiutare questi familiari veramente colpiti con queste persone da questo male terribile che è l'Alzheimer. Prego Presidente. Sì, allora, l'associazione Hai Alzheimer... ancora di orrire perché se io pensassi mi brandoiso sul motoscafo. Sì, ma era dentro comunque, era sicuro. Io ero dentro il motoscafo, però sentivo che si stavano divertendo. Vabbè, allora, parto da raccontare che cos'è e chi è l'associazione Alzheimer Venezia. Allora, l'associazione Alzheimer Venezia è nata 30 anni fa, con la partecipazione e l'iniziativa in modo particolare di un paio di geriatri, ma soprattutto dei familiari di persone affette da decadimento cognitivo, che si sono messi insieme per dare delle informazioni. Come ha detto prima la ragazzina, come si chiamava? Elisa? Elsa. Ah, Elsa. Elsa che diceva, diamoci da fare per fare della raccolta e aumentare l'impegno sulla ricerca. Ecco, questi familiari sono partiti 30 anni fa a Venezia, in centro storico, per poter dare un aiuto ai familiari, ma anche dare una speranza e quindi dare un aiuto a chi fa ricerca per trovare una soluzione rispetto a questa malattia, che poi non è solo la malattia di Alzheimer, ma sono tante malattie sul decadimento cognitivo che non sempre riusciamo a capire se è Alzheimer realmente, anzi la malattia di Alzheimer vera e propria si scopre post mortem. Sono altre anche malattie di decadimento come, non so, i corpi di Levi e altre questioni che non sempre riescono a individuare, però insomma i medici un po' alla volta si riesce a capire, però la cosa che li accomuna è un decadimento cognitivo, una mancanza di memoria che poi porta anche ad un decadimento fisico e porta ad un allontanamento da quello che erano una volta, per cui i familiari quando si approcciano a questo tema dicono ma chi è questa persona che ho vicino? E si isolano e hanno problemi di isolamento e anche la persona ammalata si isola. Quindi noi con la nostra associazione interveniamo e diamo una mano ai familiari e anche alle persone affette da decadimento con le attività che proponiamo sul territorio. Noi operiamo in centro storico, al centro di Scalzi, dove abbiamo appunto delle attività di Memory Café, che li abbiamo chiamato Memory perché appunto la parola Alzheimer fa paura, e quindi le persone memoria. E quindi dicono vabbè, lavoriamo sulla memoria, quindi vengono volentieri a lavorare sulla propria memoria e lo facciamo anche per le persone che non sono prettamente ammalate, ma si preparano e quindi fanno della stimolazione cognitiva per poter mantenere il più a lungo possibile una capacità di relazione e una capacità di mantenersi vivi. Comunque le nostre attività sono appunto in centro storico, ma anche a Marghera, con i nostri sportelli, ma con i nostri incontri di Memory, a Mestre, come ha detto la nostra volontaria Tiziana, che avete sentito prima. Ce l'abbiamo al centro Cardinal Piazza, ma ce l'abbiamo anche un
rapporto con i volontari a Chioggia, anche a San Donà, e quindi ci muoviamo Proprio macchia di leopardo, sì, diciamo. ci muoviamo sul territorio e ci muoviamo soprattutto in posti lontani dai posti dedicati all'Alzheimer. Infatti, Presidente, una cosa che mi è venuta in mente quando io sono arrivata, a parte la giornata terribile, non perché importa, stavo arrivando anche e io ho detto, ma Burano. questi come fai ad arrivare qua a Burano? E invece poi vedrete la sorpresa. Cosa ci può dire, Presidente? Allora, noi stavamo lavorando appunto sul territorio, perché non siamo all'interno delle case di riposo, stiamo in posti dove la gente possa andare e dire beh vabbè, non vado ancora in casa di riposo, quindi posso scaricare le mie preoccupazioni senza dover essere per forza di cose una persona da casa di riposo. E un certo giorno ci arrivano in sede delle persone, dei familiari che avevano delle preoccupazioni, dire ma non riesco a portare il mio caro a Venezia, al centro storico, come ha detto l'assessore prima. Allora ho detto, beh, perché non facciamo qualche cosa a Burano? E abbiamo perso un po' di tempo a lavorare, a fare un progettino, perché dovevamo trovare dei volontari, dovevamo trovare degli educatori, degli psicologi, dei musicoterapeuti, delle persone che andassero in loco, e quindi abbiamo lavorato qualche mese assieme all'assessorato alla coesione sociale, appunto, con Venturini, e abbiamo trovato una soluzione. E al centro di Burano, dove c'è la biblioteca, al centro Galuppi, abbiamo potuto avere a disposizione, non in maniera esclusiva, però abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una stanza, e inizialmente abbiamo messo a disposizione dei familiari e delle persone ammalate per 2 giorni alla settimana, e adesso siamo arrivati a 3 giorni alla settimana. E noi andremo a vedere immediatamente, si parte. Siamo arrivati a Burano, un nero da tromba d'aria, e noi ci siamo, andiamo. Assessore, dove siamo arrivati? Siamo al centro Galuppi a Burano, un centro culturale che racchiude molte attività, e stiamo entrando adesso dove ci sono i nostri cari nonnini che stanno facendo delle attività di Memory Café con l'associazione Alzheimer Venezia. Andiamo, entriamo. La Presidente, che si chiama? Mi chiamo Clara Urlando, sono presidente dell'associazione Alzheimer Venezia, e siamo a Burano, nella nostra sede del centro Galuppi, messa a disposizione dal Comune di Venezia, e stiamo facendo un'attività di stimolazione cognitiva con le persone di Burano. Qui c'è un gruppo bellissimo di educatori, ma anche di volontari, e noi facciamo delle attività sia con le persone con decadenza cognitiva, ma anche e soprattutto con i familiari che hanno anche delle difficoltà e vorrebbero presentare anche all'assessore del comune le loro difficoltà, che non sono solo riferite alle persone ammalate, ma anche ai servizi, ai medici di base e tutta un'altra serie di cose. E noi siamo presenti e aiutiamo queste persone a affrontare un problema abbastanza percorso anche un percorso difficile come quello della malattia di Alzheimer, ma non solo. Una delle tante demenze che noi affrontiamo, e siamo qui. Oltre al Parkinson c'è anche questo. C'è anche questo. Bene, siamo con un familiare, siamo con Maria. Maria, quanto importante è per un familiare avere un punto d'ascolto, un punto di ritrovo, proprio per far sì che questo anziano che tu accompagni non si senta solo, abbandonato, ma soprattutto voi, perché sappiamo che l'Alzheimer è una malattia terribile, che veramente le persone che soffrono di questa malattia ci sono, ma sembrano vivere su un'altra realtà. Cosa vuol dire per voi familiari avere questo ritrovo? Beh, questo ritrovo è un aiuto più morale che di fatica, perché a un certo momento abbiamo bisogno di persone che capiscano il problema che abbiamo e da poter seguire con lavori, con delle ritrovi qui che hanno, da poter fare qualcosa e avere qualche piccolo spazio per noi familiari, che loro sono qui al sicuro e trovano tutto quello che hanno bisogno nella sua vita quotidiana, insomma. E soprattutto essere un po' sollevati voi come familiari. Certo, appunto qualche ora per noi magari abbiamo bisogno di una visita medica, abbiamo bisogno di tante cose da poter fare nella famiglia, perché bisogna vedere in base ai familiari che si ha. Per esempio io ho il marito,
quindi è una cosa molto stretta. A quanti anni è stato colpito da questa malattia, Maria? A 69. Perciò giovane ancora. Sì, siamo già al 7° anno, quindi a noi ci serve questo appoggio di aiuto, e anche perché lui stesso si sente bene, perché per la strada andare fuori da solo si sente a disagio, ma non si sente a disagio lui, anche chi sta vicino si sente a disagio, perché non sanno cosa dire, cosa fare, perché lui contrabbatte tutto diverso di quello che è il ragionamento. Realtà. Esatto. Allora a noi serve questi spazi e anche il supporto, come ha detto prima la signora, il discorso degli aiuti per gli ammalati, delle visite del centro che noi dobbiamo fare. Per esempio io avevo da fare un esame e volevo assolutamente che andasse all'ospedale a Mestre e non posso allontanarmi da casa 6 ore per fare Perciò l'esame. questo è Abbiamo bisogno anche degli aiuti dei medici, anche per lui stesso, se ha bisogno di fare una visita. Io non posso perdere le giornate, andare prima dal medico mi manda giù all'ufficio, l'iter diciamo ecco che è proprio un giro lungo. Vizioso, troppo lungo. Va bene, grazie Maria. Abbiamo grazie. bisogno di più aiuti concreti. Tiziana, abbiamo sentito Maria, appunto questi familiari quanto hanno bisogno di essere un po' sostenuti, un po' sorretti, perché sennò diventa un problema per loro anche andarsi a fare anche loro una spesa, una visita. Cosa vuole aggiungere? Dico che appunto dovrebbero essere agevolati in tutte le varie pratiche burocratiche che ci sono da fare, capito? Perché Aiutati un po' di più a essere un po' più liberi questi familiari. sì, il fatto che ci siano questi impegni, i familiari, cioè gli ammalati vengano a frequentare i nostri memori, permette quelle 3 ore al familiare di fare delle attività o andare a recarsi presso qualche ufficio e svolgere le Tiziana, pratiche. secondo lei dovrebbero fare più punti di ritrovo per questi familiari con i loro cari? Sì, sì, si potrebbe farne di più, però stiamo facendo tanto. Un po' alla volta, dice l'associazione in questi ultimi 10 anni. Tiziana. Informare, sì, informare e aiutare i familiari a non sentirsi soli, farli uscire dall'isolamento, perché quando un caregiver si trova ad affrontare assieme al familiare Tiziana parla in Veneto perché qualcuno a casa, qualche anziano va a capire io non so tanto quello che ha detto a parola, perché bisogna essere allora la seconda volta o prima esami mi dice ma cosa che ha detto qua? Allora la persona che si prende cura all'interno di una famiglia c'è sempre o è la moglie o il marito oppure sono i figli, ma in particolare fra tutti i figli ce n'è sempre uno, quello che si assume il carico maggiore, no? E il volontariato quanto importante è, Tiziana? È molto importante, guardi, io a volte ho persone che stanno in ufficio a chiacchierare con me anche un'ora e mezzo, perché hanno bisogno di trovare una persona che condivida le loro ansie, i loro dubbi, le paure di fronte al familiare che che d'improvviso ti dice chi te sì? Chi sì tutti? Capito? E soprattutto anche l'aggressività ti metti in crisi. Sì. Ma l'aggressività c'è non c'è. Allora se una persona era un carattere un po' che si riscaldava facilmente da giovane, lo ritroviamo. Cioè salta fuori questa parte questo del carattere. lato un po' Franco Dell'Anna così. cosa vuole aggiungere? Anche lei si occupa di questo. Sì, devo dire che deve essere una malattia terribile veramente, il fatto di non riconoscere più i propri familiari deve essere veramente destabilizzante per una famiglia. Anche noi con la nostra associazione, il nostro piccolo, cerchiamo di aiutare sia il paziente ma anche i familiari, perché in qualche modo quando il paziente sta bene, in qualche modo sta bene anche la famiglia. Allora io le ricordo anche la data che deve dire un'altra volta del 27. Sì, 27 di aprile abbiamo questa rappresentazione di 3 moschettieri e la maschera di ferro. E dove devono venire le persone? A Zero Branco, presso l'auditorium Commisso,
l'Auditorio Comunale, che è vicino Villa Guidini. Quindi... Senta Franco Dell'Anna, dopo questa tragedia che lei e sua moglie avete vissuto, di questa perdita di questa meravigliosa bambina, questa voglia di rimettersi in gioco, di dire io devo aiutare altre persone in difficoltà, se come diceva giustamente Tiziana c'è qualcosa che tu hai dentro, prima o dopo salta fuori, da dove è scattato Franco? Ma io credo, questa consapevolezza ce l'abbiamo anche appunto con mia moglie, che sia venuta dall'alto in qualche modo, forse da Angela io dico, perché subito il giorno dopo abbiamo deciso di fare qualcosa per aiutare, e subito mi ricordo il giorno dopo che Angela era mancata la sera del giorno prima appunto, che sono corso a recuperare gli ultimi effetti che avevamo lì nella stanza, e ho parlato con la maestra del reparto, la maestra che faceva scuola appunto nel reparto, la scuola in pigiama si chiamava, e lì con lei abbiamo deciso cosa possiamo fare per aiutare, perché noi abbiamo l'idea di comunque di continuare ad aiutare, l'abbiamo fatto per 10 anni con nostra figlia, era giusto continuare a farlo. Il volontariato per me a volte è anche questo, per noi è diventata quasi un'esigenza. E noi diciamo grazie. Grazie a voi. Branduisio, perché finisce la storia? Perché se tutti i bambini che si ascoltate padessore di questa storia infinita della senza, perché con quel tempo che abbiamo trovato il giorno era altro che il galeone che era in giro, che era di chi galeoni. Ma per quello ti portai buche ecco, ne arrivo la prossima volta. Però finimmo sta leggenda. Ora, ma sia breve perché io ho mandato filmato. 2 minuti e ha finito. Beh. E ora arriviamo a San Marco, San Giorgio e San Nicolò. San Marco che dà al pescaor, sì, a sto pescaor che ha portato la barca e che dice, ascolta, ti domani mattina ti va al doge e ti conti cosa che ti ha visto ieri sera. Ma ti è matto, che doge è meta ai piombi. Non state preoccupati, da che questo è che dà un aneo, porti al doge e io capirà. Difatti sto qua e va dal doge che domanda udienza, intanto mi ricevo subito, tipo immaginate se ti domandi udienza adesso a qualche onorevole ti aspetti 4 anni. Va avanti, bene, e ora arriva dentro e che conta il doge quello che è successo. E ora il doge non solo che ha creduto e lo ha fatto diventare ricco, e che ha detto da questo momento ogni anno demo ai bocche de porto e con questo aneo sposerò il mare. Eccoti qua. Ecco, e adesso Branduisio che racconta. Presidente, mi pare che voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo dire che l'associazione dal 2014 ha aderito al progetto Sollievo organizzato dalla Regione del Veneto, che lo fa per tutta la regione, ed è un progetto nato in queste zone all'interno dell'ex ULSO 8, ed è il progetto appunto Sollievo, ed è un progetto finanziato per tutte le associazioni che agiscono sul territorio, e noi appunto facciamo il memory, automutuo aiuto, incontri con i familiari, ma facciamo anche tante altre cose che potete andare a trovare nel nostro sito info@alsve.it. E si parte ancora. Adesso siamo con la responsabile di questo centro, psicologa, la dottoressa Zanella Michela. Cosa vuol dire per lei avere anche un punto di ritrovo per questi familiari, importantissimo come abbiamo sentito la signora Maria, ma soprattutto come si vive all'interno di un centro anche di lavoro, diciamo? Allora, è un clima, come potete vedere, familiare, in cui si lavora sul benessere delle persone, e attraverso questo benessere si vanno a stimolare le competenze, le risorse che ci sono, le si mantengono il più a lungo possibile, e si cerca così di lavorare sulla dignità della persona. È una realtà ormai consolidata questa di Burano, si è passato da un'attività di 2 giornate a 3 giornate. Il clima è sempre molto buono, le persone che hanno difficoltà ad organizzarsi durante il corso di tutta la quotidianità, la giornata, però l'impegno del mattino, si alzano, vengono, almeno questo che ci viene riferito dai familiari, sono puntuali, amano ritrovarsi,
facciamo una serie di lavori, come potete vedere, che permettono a loro di mantenere la continuità nel tempo di tutta la stimolazione che viene fatta attraverso schede prettamente cognitive, soprattutto la memoria anche. La memoria, ma l'orientamento, l'attenzione, la concentrazione, il lavoro sul linguaggio, per cui si procede con o attività prettamente cognitive con delle schede dedicate o attività che apparentemente sembrano di gioco ma vanno a stimolare le abilità attraverso attività più leggere e che mantengono il buon umore e la coesione di gruppo. Dottoressa, come mai questa malattia sta soprattutto aggredendo persone ancora giovani, sempre di più? Una volta o non si conosceva, ecco, cosa ci può dire? Allora, la ricerca diventa sempre più raffinata e accurata, la diagnosi adesso si riesce a fare in tempi anche precoci, cosa che non avveniva fino a qualche anno fa, quindi effettivamente stanno aumentando il numero di persone che in giovane età comincia a soffrire. Quali sono i primi sintomi che un familiare dovrebbe stare attento e soprattutto accorgersi e portarlo da voi? Allora, in generale si dice quando il tuo familiare ti accorgi che fa delle cose che non aveva mai fatto prima, per cui di punto in bianco c'è qualcosa che ti sorprende, è il momento di dire aspetta, chiediamo aiuto, proviamo ad andare dal medico, si fa una visita specialistica e si approfondisce, perché in genere non è tanto il che cosa fa, ma è proprio una roba che non ha mai fatto. Quindi deve appunto fare scattare il campanello d'allarme. Assolutamente insomma. sì, una persona sempre curata nella pulizia, che di punto in bianco vedi che non riesce a vestirsi, ecco. Oppure è una persona che precisa nelle sue cose, paga le bollette, non dimentica mai uno scontrino. Diciamo che ci sono dei segnali che loro danno e che tu familiare devi accorgerti. Grazie dottoressa, grazie infinite, buon lavoro. Buon lavoro dottoressa, sono veramente brave queste dottoresse, ma veramente preparate, sanno anche come prendere sia l'ammalato ma anche il familiare, che a livello psicologico delle volte arrivano che sono veramente a pezzi. Cosa vuol dire, signora Tiziana? Dico che appunto noi li indirizziamo a frequentare i gruppi di automutuo aiuto. Ed è una cosa bellissima che fa l'associazione perché serve tantissimo ai familiari. Io proprio li esorto a non rimanere chiusi in casa, a isolarsi, ma andare a frequentare questi gruppi, perché così entrano in relazione i familiari tra di loro e capiscono che non sono soli. Esatto. Ecco, l'importante è non sentirsi soli. Condividono determinate esperienze con altri familiari e allora questo non li fa sentire più soli. Vedo Franco Dell'Anna che lei annuisce con la testa. Sì, perché penso sia importante il fatto di condividere, no? Cioè sapere che non sei solo ti fa affrontare le cose in maniera più tranquilla, no? In qualche maniera sai che anche altri stanno subendo lo stesso problema, quindi insieme l'unione fa la forza in questi casi, quindi anche il pensiero di avere qualcun altro che sta subendo lo stesso problema ti fa affrontare meglio le cose sicuramente. Senta Franco Dell'Anna, non sarebbe il caso anche di fare più rete tra associazioni? Assolutamente. Ecco, tutte queste iniziative, ecco, quando fate anche queste manifestazioni bellissime, questi progetti che sono veramente importanti, di coinvolgere un po' più tutte le associazioni che si conoscono. Guardi, noi nel nostro piccolo come associazione Onlus facciamo un evento all'anno che si chiama Premio Solidarietà Angela Dell'Anna, prende il nome di nostra figlia, così un modo per ricordarla un'altra volta, e in questa occasione noi cerchiamo di fare rete con altre associazioni, cioè premiamo, è un premio simbolico, naturalmente non c'è denaro perché non avrebbe senso premiare con del denaro come Onlus, però diciamo che facciamo rete in questo caso perché portiamo all'evidenza dell'opinione pubblica, della stampa, anche quello che è il bene. Noi lo chiamiamo, abbiamo uno slogan, si chiama Scopriamo il bene che ci circonda. È un premio della solidarietà. È un premio
premio di solidarietà, noi ci crediamo molto e secondo me e quindi noi come associazione è molto importante parlare di associazioni, perché è anche molto spesso anche il gesto gratuito di una persona, perché molto spesso per umiltà, per una questione anche di, diciamo, di modestia, ecco, non si vuole apparire, però invece è giusto parlarne, è giusto che la gente si renda conto quanto bene c'è intorno a noi e come si può accedere a questo bene. Attraverso quindi questo premio noi cerchiamo nel nostro piccolo, ripeto perché come associazione siamo piccolini, però lavorando nella provincia di Treviso, perché per ora questo è il nostro ambito, abbiamo portato finora in evidenza 18 associazioni, tra associazioni e persone, proprio per dare risalto a queste cose, che secondo noi dovrebbe essere così facoltà di tutti, insomma. Ecco. Bene, allora vediamo il filmato. Sandro, vedo dei disegni bellissimi, disegni di una volta che si facevano, adesso in occasione della Pasqua, ecco questi ovetti disegnati. Ma ti vedi, entrando qua dentro, mi mese venio, diciamo così, il ciclo della vita, ossia, quando che mi ero puteo, c'era verso le feste di Natale e di Pasqua, cose che facevamo alle scuole elementari. Facevamo i disegni perché dopo i veniva, dai, o a Natale o a Pasqua, alle letterine di Natale, oppure a Pasqua per il uovo e via. Ecco, questa qua è il ciclo della vita. Adesso vede queste persone, anziane come me, un pochettino più anziane, a fare questi lavori, mi si viene in mente quando che mi appunto ero piccolo. Beh, bellissimo, il ciclo della vita che vedremo. Adesso chiudiamo questa bellissima giornata, questa mattinata con questo importante centro con un volontario che non può mancare, con Raffaele, uno dei tanti, dice Raffaele. Allora, cosa ti ha mosso per diventare volontario di questo centro? Aiutare gli altri, per cui è importante non rimanere a casa e lavorare con loro e vedere che c'è un progresso, c'è un continuo progresso. Noi vediamo questi giovani, queste persone giovani, non dicono sono vecchi ma sono giovani, che migliorano. È importante questo. Perciò tu quando ritorni a casa ti senti gratificato del tempo che hai donato. Anche se lo mangio sto bene lo stesso. Bene, grazie Raffaele, buona giornata. Assessore, salutiamo Amabile, cosa vuol dire Amabile? Amabile di nome di Fabio. Allora, ciao Amabile. Allora a me è Amabile. Si sta di lavorare sempre, io ho cominciato a 8 anni a lavorare a Merlezzo e casalinga. Allora aspetta Amabile, allora tu hai sempre lavorato tanto, hai sempre lavorato tanto. Tanto, come di casalinga e come merlitaia. Quanti anni gatto? 88 in luglio, a metà di luglio. Dai benissimo, Sì, la presenza inganna, ma con tanti di quei difetti. Ma in euro te che ne ga 44? Ti dici sì. E bisogna ragionare in euro. Che bellezza. Ora sei 44, te che tutta una vita davanti. No, il carattere tanto forte. Si vede, Ti piace venire qua, Mario? Ah, mi sì, Sono felice che sono qua con tutte loro, perché siete tutte persone perfette. Avete sentito che bell'appello? il Buranello è diverso dal veneziano, Ma c'è la lingua. Mi devo parlare come Buran, sono nata a Buran, è bello, mi dispiace, risotto dei goi, risi patate, pasta e fagioli, e bisogna, ti sa, come vedo, come che la zingianata da un cubo che si è dato in motivo. Mi invito a pranzo a casa della signora. Sì, ti faccio risi e pesce. Ecco, risi e pesce, sai cosa mangiare? No, pesce, perché anche altre sorti di pesce si può fare. Grazie Amabile, grazie a tutti e buona giornata, ciao! Perché siamo qui? Per amare probabilmente, perché siamo bella gente, stiamo insieme con buon umore per far sorridere soprattutto il cuore. Brave, bravissime, ciao!
Avete visto le case di Burano, bellissime, ecco i colori, anche là, colori dappertutto. Adesso è entrata Ivana Soliani, che è un'altra volontaria, che ha deciso... non proprio volontaria. È così. Volontà mia di andare esatto, là, bravissima. ecco, giusto. Cosa è successo nella sua vita, Ivana Soliani? Beh, è successo che a un certo punto io seguivo mio marito come un trolley, perché lui a Venezia era proprio casa sua. E siamo arrivati in piazzale Roma, non sapeva più dove era la filovia. Da dove parte? Io là ho capito che qualcosa... Le antenne si sono alzate. Immediatamente l'ho portata dal medico, il quale al momento ha detto adesso cose che succedono, non pensi subito. Io l'ho portato in ospedale civile, invece anche contro la volontà, e ho trovato un medico bravo. Certo. E ho cominciato a supplire queste cose che a lui mancavano, cominciavano a mancare. Poi questo medico mi ha consigliato il centro, sono andata, ho trovato una persona antipaticissima. Che è la Presidente. Che è la Presidente. Antipaticissima, la Clara, che Clara urlando anche c'era questa signora, la Tiziana Polo. La Tiziana, che sento la sua mancanza adesso perché vabbè, altri impegni. E ho cominciato a portarlo e lui si è affezionato a questo posto tanto che quando eravamo in ferie d'estate mi diceva ma non mi porti più dove c'è tutta quella bella gente? E in quanto a mio marito io dico sì, bisogna i familiari aiutarli, ma esempio io non sono mai stata aiutata, a parte questo centro dove lo portavo, da nessuno. Si è sempre arrangiata. E come ho fatto? E come ha fatto? Ho pensato una cosa. Io sono la persona che lui vede sempre, si ricorderà sempre di più di me, infatti non conosceva più suo figlio, ma a me. Ivana, ti va proprio bene a sto Mario, No, è normale. Presidente, sì, lo adorava veramente. E io dico che sono anche stata fortunatissima, perché non è mai stato violento, lui non ha mai alzato una mano contro di me, e non solo, non mi chiamava più Ivana, mi chiamava Gioia mia. Pensate, allora dopo aver sentito questa bellissima storia, purtroppo le 2 ore sono volate, io chiederei di fare i saluti a tutti ai nostri ospiti. Con quale saluto? Cominciamo da Sandro, dai Sandro, in veneziano, che saluto vuoi tu fare stasera ai nostri telespettatori chiuse casa che te che piaci tantissimo, mio so. No, invece mi vorrei fare davvero i complimenti a questa associazione e dire guardate gente, anche a voi altri a vedere cosa che fa queste associazioni, cosa che fa queste AMAI. Deve fare un giretto a Buran, ma devi sentire anche ricette che puoi darvi, fioi. Esatto. Questo sì. Clara, Presidente? Allora, noi siamo a disposizione, facciamo quello che possiamo, voi datevi una mossa, muovetevi, veniteci a cercare e noi con l'aiuto di tutti, del Comune di Venezia, della Regione del Veneto, dei tanti volontari, di tanti psicologi e educatori che ci danno una mano, noi continueremo ad essere a vostra disposizione. Ci siamo, cercatevi il numero nel sito oppure le nostre sedi dove operiamo, comunque noi continuiamo ad esserci. Grazie per averci ospitato, ringraziamo tutti gli spettatori per averci seguito, grazie infinite. Tiziana? Anch'io aggiungo un grazie per appunto averci dato la possibilità di essere qua presenti, perché c'è sempre qualcuno che non sa. Bravissima, ecco, Tiziana. Quello che invece ci siamo sempre. Ecco, sappiamo è che ci siamo sempre. Bellissime queste parole che terminano questa serata. Io vi ringrazio, vi saluto. Chiedo a Giulia quale canzone, quale brano ha scelto per chiudere questa serata. Concluderò con Notturno di Mio Martini. Ecco, avete sentito una canzoncina proprio da poco. Io vi ringrazio, vi saluto e ascoltiamo questa bellissima voce e questa bellissima canzone. C'è
parte o rimane seguendo le maree. Io adesso ho bisogno di bagnarmi il viso nell'umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa esistenza che sogni più non ha adesso. Vorrei solamente riuscire a liberare un aereo notturno che scivoli sul blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibili, esattamente come io non so più, però dovunque fossi tu, e può essere lieve la malinconia, è come la pioggia che cade in questa via, lo sai, non ricordo quanti anni avrai gli anni di allora, e cambiare non potrai ancora. C'è tempo domani per questa vita mia, domani, domani, che cosa vuoi che sia adesso? Vorrei solamente credere un istante in un treno notturno che scavalchi il blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibili, esattamente come io non so più, però dovunque fossi tu. Grazie. La voce Giulia Mazzucato, ciao, a domani mattina, buonanotte.